Sana sanità, una nuova stagione di sana sanità e speriamo che qualcuno abbia la pazienza di ascoltarci. Abbiamo ospite il professor Michele Brignole, già primario dell'ospedale, della cardiologia dell'ospedale di Lavagna. Professor Brignole, che è un grande medico, un grande ricercatore, da poco in pensione. Io volevo, prima di dare la parola al professor Brignole, volevo inquadrare un attimo il professore. Io ho conosciuto il professor Brignole quando non era ancora professore e l'ho conosciuto nel 1992 in occasione di una mia soggiorno alla unità coronarica dell'ospedale di Lavagna. E ricordo che c'erano sempre le stanze aperte, ero in una stanzetta e anche di notte vedevo il dottor Michele Brignole seduto su una specie di cattedra, era con una pila di libri e tutta la notte era su questi libri. Si staccava da questi libri soltanto quando suonavano gli allarmi ai vari monitor dei vari pazienti. E quando mia moglie veniva a trovarmi la mattina raccontavo un po' come avevo passato la notte, dico io vedo sempre questo giovane medico chino sui libri, io penso che farà carriera perché studia sempre, dovrebbe essere una... E così è stato, ha fatto la carriera che ha fatto. Dimmi un po', professor Brignole, ma che cosa studiavi in quelle notti? Studiavo sicuramente la cardiologia. Ora, l'argomento sinceramente non me lo ricordo, forse studiavo l'aritmia, che è sempre stato l'argomento che più mi ha appassionato, però studiavo tutta la cardiologia perché dovevo far funzionare un'unità coronarica, avevo pazienti con infarto, con la ischemica e era gli anni in cui bisognava ancora crescere, costruire il reparto. Sì. Ma è diventato primario, è diventato un cardiologo di fama nazionale, è diventato un ricercatore di fama internazionale, quindi ha fatto una grossa carriera. Sei in pensione e lasci un reparto che? Lascio un reparto che è completo. È in grado di fare tutte le procedure diagnostiche e le terapie della cardiologia, eccetto la cardiochirurgia, ma la cardiochirurgia è dei cardiochirurghi, quindi ovviamente il cardiologo deve lavorare a stretto contatto con il cardiochirurgo, ma non è compito dell'ospedale di Lavagna avere la cardiochirurgia, quindi un reparto che è in grado di soddisfare tutte le esigenze cardiologiche della popolazione, diciamo almeno in teoria, perché ovviamente se no sarebbe un peccato di presunzione, però fare tutto quello esattamente come viene fatto nei grossi centri universitari, nei grossi capoluoghi. Io non so se tu e anche gli telespettatori ricordano un vecchio film con il comico Totò. Questo Totò faceva la parte di un generale che tutte le mattine usciva dalla casa sua e per andare in caserma doveva fare un viale alberato e tutte le mattine camminava in mezzo alla strada, al lato della strada e tutte le mattine incontrava quei camion che usavano una volta per annaffiare le strade, che avevano i zampilli laterali, no? E arrivava davanti al generale Totò che andava al lavoro in caserma e da una parte dove c'era il generale l'acqua si fermava e poi riprendeva, passato l'incrocio del generale passava.
Il giorno dopo la pensione l'hanno bagnato. Arriva sempre con lo stesso cipiglio e invece si prende una bella doccia. Ecco, questa è una morale amara, è una morale. Ecco, cosa ne pensi di questo fatto? E questo commenta un po' questo. È assolutamente vero. Applicato a te. È assolutamente vero. Sono in pensione da 2 giorni e già mi hanno battuto fuori da tutto. Ma va. Mi hanno tolto il telefono, mi hanno tolto l'accesso all'internet, eccetera. Ho già risolto tutto, per carità, infatti lo dico in maniera scherzosa. Però è vero, ma è anche giusto. Non sei più nessuno. Non sono più nessuno, non sono più nessuno. Per questo però. No, vabbè, però bisogna distinguere, bisogna distinguere. Dal punto di vista amministrativo è assolutamente giusto. Quando finisce una cosa è finita. Adesso spazio agli altri. Naturalmente. Sarebbe dannoso mantenere ancora delle funzioni che si vanno a scontrare con chi prende il mio posto. Mi ricordo che quando fui nominato primario io, era il professor Bertulla, me lo ricordo bene. E il professor Bertulla dal giorno dopo non mise più piede in reparto e io gli dicevo: ma vieni, parliamo di casi clinici, discutiamo, ci fa piacere, sei stato il nostro primario. Non ha più messo piede. Questo forse è un po' esagerato. Bisogna vedere le condizioni, però bisogna tenere presente questo, quindi è giusto. Quello che non è giusto è invece che si interrompono i rapporti umani. Negli anni si è venuto a creare dei rapporti umani, a volte anche di scontro, per carità. Ecco, la stima, comunque il rapporto umano deve rimanere, sì. E io sono veramente convinto che rimarrà sia da parte mia nei confronti dei miei medici e infermieri e sicuramente viceversa. Dimmi un po', professore, che cosa farai da grande? Ho un sacco di progetti, ne ho talmente tanti che poi dovrò fare una scelta. Continuerò intanto a fare, diciamo così, un contratto volontario non retribuito di consulenza per ricerca e formazione nell'AS 4. Mi hanno offerto questa possibilità e io ho accettato con molto piacere per un anno e poi si vedrà però almeno per un anno in modo da... Gratuitamente? Sì, perché per la legge non permette nessun'altra soluzione, ma è giusto così, io prendo una pensione quindi non vedo perché, per aiutare i medici e gli infermieri della S4 a fare formazione e ricerca, protocolli, linee guida. Per esempio abbiamo il progetto di fare corsi di formazione interna, abbiamo il progetto con la scuola infermieri, noi abbiamo la sede distaccata dell'Università di Genova di infermieristica, di fare un master per tecnici di elettrofisiologia, la specialità dove bene o male noi eccelliamo in Liguria, non male, bene. Formare dei tecnici specializzati nelle aritmie, cosa di cui si sente ce n'è un gran bisogno. E poi andrò a lavorare part-time a fare ricerche in un istituto di ricerca in Lombardia. Un grosso complesso, ma io spero che tu faccia ancora altri progetti per rimanere più tempo qui da noi. Ricerca clinica, ricerca didattica, la tua è? Didattica e didattica non è ricerca, sì. È didattica la formazione. Sì, l'idea è questo, un ospedale che fa assistenza del Servizio Sanitario Nazionale non può fare la ricerca che fa l'università, cioè la ricerca di base, deve fare una ricerca che possa essere applicata immediatamente ai pazienti. È quello che abbiamo sempre fatto a Lavagna negli ultimi 20 anni. Si fa la ricerca e i risultati si applicano immediatamente per migliorare la qualità delle cure dei pazienti. I risultati ci sono stati. E didattica vuol dire non ci si può fermare,
le conoscenze vanno avanti, ogni anno cambiano un sacco di cose, quindi bisogna tenere aggiornati il personale, bisogna confrontarsi con gli altri ospedali, con le altre realtà, bisogna fare le linee guida, bisogna fare i protocolli terapeutici, c'è un gran lavoro da fare e ce n'è un gran bisogno, perché adesso che aumenta sempre di più il carico di lavoro, il personale purtroppo diminuisce, non per colpa di nessuno, ma si fa difficoltà a coprire i posti, i medici e gli infermieri sono occupati al 100% a dare assistenza, sì. E quindi si rischia di perdere quel tempo che serve per studiare, ma se non si studia la qualità dell'assistenza peggiorerà, sì, piano piano, sì. Non ci se ne accorge, ma lentamente anno dopo anno sarà sempre peggiore, sì. Quindi bisogna tenere viva la fiamma dell'aggiornamento. Sì, sì, le cose non vengono per lo Spirito Santo, ma bisogna guadagnarsene. Come si diventa ricercatori? Si può diventare ricercatori per professione, e questi sono gli universitari. Chi fa la carriera universitaria è pagato per fare anche ricerca, deve fare insegnamento e ricerca. I medici ospedalieri, come sono i medici dell'ospedale e del servizio sanitario, devono fare assistenza al 100%, per cui la ricerca è una qualcosa in più, è una cosa che uno deve avere la passione, l'hobby di farlo, sacrificando quel tempo ad altre cose. Sì, pochi soldi e molte idee. No, soldi zero. Molte idee. A chi devi dire grazie tu? Se ti fa, è una domanda che mi mette in imbarazzo, perché poi mi dimentico sempre qualcuno. Cosa ti posso dire? Ti posso dire che prima di tutto devo dire grazie a Vertulla, perché lui ha iniziato insieme a me, siamo stati assunti assieme e abbiamo costruito assieme la cardiologia, ma non eravamo solo io e lui, eravamo un gruppo di medici che adesso siamo tutti pensionati, io sono l'ultimo, però abbiamo costruito la cardiologia. A tutti i medici che si sono succeduti in questi anni, che io ho provveduto ad assumere, a formare e anche a strattonare qualche volta. Gli infermieri che devo dire che abbiamo sempre avuto degli infermieri di altissimo livello, io devo dire che l'amministrazione mi ha sempre favorito, visto che alla cardiologia sono sempre andati degli infermieri, diciamo così, molto motivati. Un occhio di riguardo. Un occhio di riguardo. Sì, sì, sì. Devo ringraziare il Comitato Malati Tiguglio, non faccio il tuo nome perché tu sei modesto, ma io ringrazio il Comitato, perché se non ci fosse stato il comitato non avremmo l'emodinamica. Poi se vuoi fammi la domanda come mai, però adesso ti dico che senza comitato l'emodinamica non ci sarebbe. Parleremo un'altra volta. I malati con infarto non sarebbero curati a Lavagna, arriverebbero al pronto soccorso di Lavagna, poi risalirebbero su un'ambulanza e andrebbero da qualche altra parte. E io ho tanta paura che non succederà più, che succedano dei guai che ci tolgano, ma per ora sono solo paure, speriamo così. Dimmi, sei uno scienziato conosciuto in tutto il mondo, ma frequenti i consessi internazionali. Come funzionano questi consessi internazionali? Un italiano che frequenta queste persone, come si trova? C'è un gap iniziale, un italiano deve fare più fatica di un olandese o di un americano. Perché è un anarchico l'italiano? Perché? Perché c'è un pregiudizio, è un pregiudizio che per certi versi è vero. E quindi devi vincere questo pregiudizio, devi farti stimare, devi farti considerare, quindi questo costa una fatica iniziale. Bisogna dimostrarlo coi fatti. Devi dimostrare coi fatti. Una volta però che l'hai dimostrato, in questo consesso vale solo una parola: meritocrazia. Chi fa ha e chi non fa non ha. Una volta io ero a Losanna. Ero andato a accompagnare il dottor Tripepi all'ospedale che l'avevano operato, e avevo fatto amicizia con un tassista perché mi portava avanti e indietro dall'ospedale, eccetera, eccetera. Ed era un italiano.
e gli chiedevo: ma come va qui, là? Dice: sto bene qui. Dico: ma come si trova qui in Svizzera? E dice bene, ma dico l'amicizia, e dice: guardi, qui in Svizzera siamo rispettati se facciamo il nostro dovere, siamo rispettati e via, però il giudizio finale, dice, è sempre un italiano, e questo è una cosa che dà un po' fastidio. Comunque. Sì, ma soltanto all'inizio. Quando poi quelli che valgono, quando uno vale lo riconosce, prima o poi... Quindi rapportarsi con questi bei cervelli è stimolante. Senti, oggi il pianeta sanità sta cambiando, mancano i medici, occorre un nuovo tipo di medico, un scienziato, almeno un pochino scienziato. Mi dicevi prima che il medico deve studiare e deve continuare a studiare, deve fare sacrifici, e questo medico nuovo dovrebbe anche avere cognizioni di laboratorio, dovrebbe frequentare l'ecografia, eccetera, eccetera. Tu mi raccontavi tempo fa che da te vorrebbero venire tanti medici perché vorrebbero un maestro. Oggi il medico dovrebbe trovarsi un maestro, è necessario che si trovi un maestro che si appoggi a qualcheduno, che gli dia una mano. Il tuo pensiero in questo campo com'è? Dunque, la parola maestro è una parola che è un pochino ambigua e può essere interpretata in vari modi. Non hanno bisogno di un capo che gli dice cosa fare, ecco. Non cosa fare. Te la trasformo così, il mio pensiero. Non hanno bisogno di un maestro, hanno bisogno di un'organizzazione. L'organizzazione è fatta da tante persone, sono tutti maestri e sono tutti studenti, cioè l'equipe. Al giorno d'oggi la medicina e la cardiologia sono così complesse che nessuno può sognarsi minimamente di sapere fare tutto. Ma non tutta la medicina, ma neanche tutta la cardiologia, ma neanche tutta la ritmologia, che è una sottospecialità della cardiologia. L'unico modo per emergere è fare il team, l'equipe, lavorare assieme. Per fare questo non servono i grandi geni, i grandi cervelli, serve prima di tutto un'organizzazione. Poi è chiaro che ci vuole qualcuno che sia più bravo degli altri, che sa dare la traccia, ma senza un'organizzazione non si va da nessuna parte. Infatti, quali sono le nazioni che hanno preso il volo in questi ultimi decenni e che sono diventati leader nel mondo? Quelle nazioni dove c'è una grande organizzazione: Stati Uniti, Canada, Olanda, Germania, paesi scandinavi. Il team, l'equipe, saper lavorare in gruppo. Saper lavorare in gruppo non vuol dire per il quieto vivere troviamo sempre una via di mezzo, contentiamoci. Competizione. No, lavorare in gruppo vuol dire competizione, vuol dire discutere, vuol dire che deve prevalere la ragione. Sì, c'è bisogno di usare. Però il gruppo deve avere la capacità di capire qual è la strada migliore e non fossilizzarsi su preconcetti iniziali. Quindi ci vuole una grande capacità culturale per poter lavorare in gruppo, mentre in genere nelle nazioni dove questa cultura non c'è l'individualismo, c'è io sono il migliore di tutti, c'è l'autoreferenzialità, chi sei tu per potermi insegnare a me, so io quello che bisogna fare, io sono padrone del mio paziente, guai se tu poi ti permetti di criticare. Cioè tutti questi concetti che sono arcaici. Preistoria. Arcaici. Sì. Siamo ancora indietro e c'è qualcuno che è arroccato su questi
Però tutti i medici che vanno fuori, vanno all'estero, poi tornano, arrivano con queste idee, dovrebbero seminare, perché tu sei per seminare, no? Sei un uomo che ha sempre seminato e che vorresti sempre seminare. Che cosa bisogna fare con questi medici che non si trovano? Non torna nessuno, Giancarlo, non torna nessuno. Sei sicuro? Non torna nessuno, non trovano posto, non trovano posto, non gli vengono riconosciute le cose che hanno fatto all'estero per i quali varrebbe la pena di riprendere. No, è difficilissimo ritornare qua. Perché non trovano le condizioni. Non trovano le condizioni. Quelli che vanno all'estero e che sono bravi, che meritano, che hanno fatto carriera, non tornano più indietro. Perché sono osannati, però poi quando vengono qui gli fanno 1000 promesse e poi è già successo. E poi parliamoci chiaro, guadagnerebbero enormemente meno, cioè l'Italia non è in grado di offrire uno stipendio pari o simile a quello che percepivano, non tornano più. E quindi sì. Però mi dicevi che... Ed è un peccato perché l'Italia investe un sacco di soldi per formare degli specialisti. Si calcola che uno specialista costa 300-400 mila euro che paga comunque la comunità, può essere la famiglia o lo Stato, ma qualcuno li paga. Allora investiamo 20 anni della vita di una persona, spendiamo 300-400 mila euro e quando dobbiamo prendere i risultati quello se ne va all'estero. Cioè, è una cosa che è scandalosa e che sarà la rovina dell'Italia se non si metterà rimedio a questo fatto. Ma è la stessa cosa dei medici che da ospedalieri hanno imparato nell'ospedale. Bravo, esattamente. E vanno fuori, poi quando sono formati, bravi, vanno nel privato. Esatto. Sì, ma ci dovrebbe essere un freno, a parte la morale, un freno morale, però dovrebbe esserci un freno dei contratti scritti. Bisogna fare delle leggi. Sì. Bisogna fare delle leggi. Ma leggi in Italia ce ne sono fin troppo. Sì, ma non ci sono tante leggi, leggine, piccole per piccole cose, ma non c'è una visione strategica di quello che sarà la sanità fra 5-10 anni. Le leggi devono dire, io faccio una legge adesso, perché cambi fra 5-10 anni. Bisogna guardare un po' più in là del proprio naso, e invece qui guardiamo solo... Chi fa le leggi per le prossime elezioni, che sono una l'anno. Sì. Non troverai mai uno che fa una legge a 5, cioè la figura del politico con la P maiuscolo che ha una visione per il bene dello Stato, per il bene è difficile, ci sono ancora oggi, ma è difficile. Ma quella lì dei medici che poi vanno via e abbandonano non è... Ci vogliono delle leggi, Giancarlo, qui ci vuole un legislatore che dica come poter fare, perché se adesso attualmente uno, come nel mio caso, va in pensione perché non può continuare, ma è giusto che non continui, per carità, ma il giorno dopo può andare a lavorare nel privato. Allora se non posso lavorare nel pubblico non devo lavorare neppure nel privato, la legge deve essere uguale per tutti. Oppure ci deve essere meglio la possibilità che se uno vale che vuole ancora lavorare possa lavorare anche dove era prima, o se vuole, oppure cambia, ma ci deve essere questa possibilità. Mentre se uno non vale è giusto che venga accompagnato. Senti, facciamo un po' di ping pong perché il tempo, abbiamo ancora un po' di minuti, ma domande rapide. Sì, ma non domande difficili. Ma io non le faccio mai difficili, sei tu che rispondi a tutte le domande. La capacità di guardare al futuro. Vedi, cominciamo subito con le domande difficili, lo sapevo, ti conosco. Allora, un dirigente, un medico dovrebbe essere un dirigente. Chiunque ha dei compiti di fare delle cose innovative, ecco, deve avere la capacità, deve lavorare sulle probabilità, non a certezze, quindi deve avere la capacità di fare delle stime, delle valutazioni, sarà meglio questo o sarà meglio quest'altro, se faccio questo che probabilità ho di ottenere un successo e faccio quest'altro. Quindi la capacità del futuro è la capacità che è che in parte dovuta alla cultura di una persona e molto è, voglio
penso uno nasce con questa capacità di saper pesare le cose, questa capacità di fare delle stime e di scommettere su un progetto piuttosto che su un altro. Sì. E siccome però le stime sicuramente si sbaglia, perché è impossibile azzeccare tutto, bisogna avere anche la capacità, quando si vede che la cosa cambiare, fermarsi, rotta. Cambiare rotta, e questo purtroppo è difficile, talora uno si intestardisce. Sì, bisogna avere il coraggio di dire so di non sapere. Infatti. Socratico, Senti, la capacità di curare e guarire i rapporti tra i medici. Perché tra i medici fa tutte le persone. Sì. E tra medici e amministratori. Ma è la risoluzione dei conflitti, su questo ci sono libri, ci sono professori che insegnano, ci fanno dei corsi su come risolvere i conflitti. Curare il benessere di medici e di infermieri. Effettivamente ci sono molte malattie che dopo un po' di tempo portano dei problemi psicologici ai medici e agli infermieri, al personale, per cui questa persona si deprime, chiede di cambiare o bisogna cambiare il posto di lavoro, eccetera. Anche su questo sono scritti libri, ci sono corsi, facciamo dei corsi per limitare, ma in effetti quando tu sei di fronte alla sofferenza, o soprattutto in cardiologia questo meno per fortuna, ma malattie terminali dove non c'è soluzione, dove vedi che non hai nessuna possibilità concreta, ma puoi soltanto alleviare un pochettino, e dopo un po' di tempo qualcuno crolla e non ce la fa più. La pensione è considerata il paradiso? Te lo saprò dire fra 6 mesi. La sapienza di ieri e di oggi? La sapienza di ieri e di oggi, se è sapienza, è esattamente la stessa, come anche dell'altro ieri, no? È sempre sapienza. Ti hanno definito più o meno bonariamente negriero, intransigente, rompiscatole, sporco maschilista, indigesto, dittatore, giusto, affidabile, leale. Vabbè, questi ultimi 3 sono benevoli, quindi, ma degli altri te ne sei meritato qualcheduno di questi titoli? Tutti meno quello di maschilista. Tutti quello di tutti? Sì. Tutti? Sì, tutti meno quello di maschilista. Tu c'hai tante infermiere che sono molto brave. Infatti. È vero? Sì, ma anche dottoresse. Sì. Le dottoresse mi accusano di essere maschilista. Ah sì? Sì. Mi accusavano, io ormai non ne ho più dottoressa. Va bene. Dunque, tu quindi preferisci, ma di queste definizioni preferisci quali per esempio? Di quelle positive, giusto, affidabile, leale? Io credo che il complimento più bello che ho ricevuto da un collega è stato che faccio quello che dico, mantengo quello che dico. Mantieni le promesse, nei limiti? Sì, se dico una cosa la faccio. Faccio quello che ho detto, che è tipico del ricercatore, perché qualunque ricerca, qualunque studio scientifico, tu devi dire prima cosa che vuoi fare, poi devi fare lo studio e poi dimostrare che l'hai fatto, quindi è proprio tipico del ricercatore. Sì, quindi la correttezza, l'affidabilità. Prima, quando abbiamo parlato di medici, abbiamo parlato in un certo senso di meritocrazia, no? Quando abbiamo detto che... Ora, io volevo fare, ormai siamo in chiusura, quindi non c'è più tempo, però desidererei parlare di meritocrazia, perché io sto cambiando un po' idea riguardo alla meritocrazia, perché la meritocrazia è divisoria,
ci stai a fare una trasmissione su questo argomento? Ti dico già di sì. Perché non è umana, perché tante volte è ingiusta, perché le persone che non meritano, che non ci arrivano, cosa gli si fa fare a questa gente, se si guarda solo a quelli meritevoli? Facciamo una trasmissione, accetto già l'invito, te lo dico. In una battuta non ti rispondo. Va bene. Invitami e la facciamo. Noi con questa... Magari facciamo un dibattito con... Sì, magari chiamiamo Roberto Costa. Perfetto. D'accordo. Allora, noi abbiamo terminato, ringrazio il professor Michele Brignole, che è andato in pensione da pochi giorni, ma non è in paradiso, perché per conto mio la pensione non è il paradiso. E ringrazio il nostro cameraman, il regista Giovanni, ringrazio voi telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Arrivederci.